Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, nel video di oggi vediamo quali sono le 5 mosse di Nepo più brillanti giocate nelle partite Blitz su chess.com. Ci tenevo a fare questo video per sottolineare la genialità di questo giocatore e ovviamente di tutti gli altri che hanno il suo livello e possiamo apprezzarlo meglio nelle Blitz, poiché nelle partite a tempo lungo gli avversari, che sono altrettanto forti, riescono a impostare difese importanti ai loro piani di gioco, ai loro temi tattici, eccetera. Mentre nelle blitz è molto più facile che l'avversario non veda un colpo tattico interessante. Quindi andremo a vedere ora 5 colpi tattici e noi sappiamo che Nepo è esperto nella tattica e che è esperto nel trovare ragionamenti complessi in poco tempo, tant'è che l'abbiamo visto nella finale del campionato del mondo, aveva sempre più tempo rispetto a Ding, proprio perché ha un calcolo molto veloce. E andiamo a vedere come ha sfruttato questo suo calcolo in queste partite Blitz. Qui sta giocando contro Narodischi, un altro dei più grandi GM al mondo. Nepo col bianco, in questa situazione tocca al bianco muovere. Che cosa giocheresti? Ti lascio qualche secondo per pensarci. Ok, io credo che tu abbia visto la casa di 5 molto importante, ma il problema è che questa casa è controllata dall'alfiere Camposcuro, dunque bisognerebbe deviare questo alfiere, quindi penso che tu abbia visto la bellissima alfiere A6, se l'hai vista complimenti, ma il bello della continuazione deve ancora arrivare. Qui la risposta corretta per il nero era non deviarsi ma continuare a rimanere su questa diagonale con una tranquilla alfiere C6, ma siamo in una partita blitz, questo sembra un sacrificio assurdo, perché non provare a tenerlo? Tenendo conto che dopo alfiere A6 l'alfiere minaccia la torre. Ora arriva a cavallo D5 con attacco doppio, la donna si deve spostare a pochissime case dove andare e la donna va in H6. Questo video è stato ricaricato perché in questa parte mi era stato segnalato un errore presente nel video di prima, quindi adesso lo andiamo a rivedere. La donna in H6 è in una posizione strana, è impresa dalla nostra donna in pedonatura e lei a sua volta minaccia la donna del bianco, quindi sembra che la donna del bianco se ne debba andare. Ci sono minacce qui, minacce qui, minacce qui e Nepo ora trova una risorsa fantastica, una risorsa davvero scacchista d'attacco che è la spinta del pedone in F6. Con F6 si attacca a questo punto 2 volte, il nero ovviamente non può prendersi la donna poiché arriverebbe il matto in 2 mosse. Scacco, unica via di fuga, ora questo pedone non fa muovere il re e dopo questa ci sarebbe lo scacco matto. Fantastica veramente. Motivo per cui su questa mossa il nero gioca G5. Ora però la torre è completamente impresa. Ok, torre completamente impresa, ma è anche vero che adesso il nero cattura la torre del bianco, quindi il vantaggio di materiale è ancora consistente per il nero, ma attenzione che adesso dopo cavallo C7 si attacca alla donna e si supporta la promozione di questo pedone e arriva adesso torre C8, l'unica mossa così per cercare di tenere in vita la torre. Ora promozione a torre, si poteva ovviamente promuovere anche a regina e dopo questa situazione siamo quasi in parità di materiale, anzi la situazione si è un po' cambiata, ora è il bianco in leggero vantaggio, ma soprattutto il vero vantaggio del bianco non sta tanto nell'avere qualche pedone in più, ma nell'avere una posizione molto vinta. Il re del nero in posizione esposta, qui viene giocata donna H4, ma dopo donna per D6 arrivano praticamente i matti, praticamente imparabili da parte del bianco, se non dando tanto materiale. Ecco, questa è stata una fantastica partita e adesso voglio presentarti la seconda. Col bianco c'è Nepo, col nero c'è Hikaru Nakamura, stanno giocando su chess.com, ovviamente stanno giocando Blitz, quindi sono momenti molto concitati. E qui Nakamura gioca D4 per infastidire l'alfiere Camposcuro. E attenzione alla mossa di Nepo. Che cosa giocheresti qui? Ti lascio qualche secondo per pensarci. Ok, probabilmente avrai pensato a qualche controgioco di questo tipo, la risposta è sbagliata. La mossa
corretta è alfiere per G5. Ma come questo alfiere si sacrifica in G5 dove su G5 ci sono due difensori? Ebbene sì, questo alfiere non si può catturare, infatti in partita non viene catturato, poiché a seguito della cattura c'è torre H8 infilata e si prende la torre. Dunque su questa mossa in partita viene giocato torre per E5, viene aggiunto un altro attaccante su questo alfiere, ma attenzione che le mosse brillanti non sono finite. Alfiere F4, si attacca alla torre, dietro c'è il cavallo, si minaccia la donna e donna A5. Attenzione che la donna fa sempre pressione su questo alfiere, ci sono entrate interessanti per la donna. Torre per H5, torre per H5 e ora la situazione del nero è tragica, tant'è che qui abbandonò, poiché sia il cavallo che l'alfiere sono sotto minaccia. Il problema è che si guardano un po' a vicenda. Qui in partita, scusa, prima dell'abbandono venne giocata alfiere C8, ma comunque non funziona perché si può giocare donna C7, si può catturare immediatamente il cavallo e quindi qui si perse del materiale. È tutto da questa fantastica alfiere per G5, una mossa veramente da 2 punti esclamativi. Andiamo alla prossima mossa brillante giocata da Nepo. Qui ha appena giocato cavallo G5, perché no, portare un cavallo in attacco. E dopo H6, qui Nepo gioca la fantastica mossa F3. Noi sappiamo, almeno chi gioca a scacchi da un po' di tempo, che questa trappola di lasciare il cavallo in presa con una colonna, con una torre che poi andrà su una colonna aperta e attaccanti che possono dare fastidio al re, prende il nome della trappola della canna da pesca. Quasi mai è una buona idea accettare questo sacrificio, infatti in partita dopo F3 non venne accettato il sacrificio, il nero giocò torre 8, poiché dopo aver accettato il sacrificio questo pedone costringe al cavallo ad andare via in qualsiasi situazione, ma dopodiché ci sono attacchi devastanti lungo la colonna H con scacchi di scoperta, insomma non è cosa buona e giusta. Quindi in partita abbiamo detto che viene giocata invece torre in E8 e vediamo come Nepo decide di continuare in maniera spettacolare questo attacco. Pedone G4 ormai è intenzionato a sfondare l'arrocco avversario, torre B1 mossa profilattica, donna in E7 e attenzione, rullo di tamburi, attenzione perché qui l'attacco continua, alfiere di 4, tutti i pezzi convergono contro l'arrocco avversario, una mossa tranquillissima come alfiere pedone C5, ma abbiamo visto già anche nella partita di prima che non bisogna mai infastidire l'alfiere camposcuro di Nepo, perché attenzione, controgioco, torre in E1 che se tu mi catturi l'alfiere io ti catturo la donna si deve spostare e solo ora che si è spostata alfiere per F6. Attenzione, non si può catturare con la donna poiché ci sarebbe la torre in presa con conseguenze devastanti. G per F6, ora la struttura dell'arrocco è devastata e adesso bisogna dare il colpo di grazia. Colpo di grazia difficile da dare perché sembra esserci qualche scacco, se cambio le torri sono già alleggerisco l'attacco, come si dà il colpo di grazia? Nepo trova la fantastica cavallo per F7, rendendo ancora più deboli le case chiare e dopo questo sacrificio che deve essere preso arriva donna per H6. Possibilità di alfiere G6, scacco matto praticamente perché poi arriva donna H7, la colonna è controllata dalla torre del bianco e se dovesse andare male qualcosa c'è sempre il piano di andare a promozione col pedone H. Torre G8 viene giocata in partita e H5 arriva un ulteriore supporto per questo alfiere. Torre G7, ovviamente H5 non è la mossa più precisa, qui il motore consiglia donna H7, avrebbe chiuso la partita prima, ma siamo pur sempre in una blitz. H5 abbiamo detto, torre G7 e adesso su alfiere G6 il nero che Anton Smirnov abbandonò perché? Perché se sacrifichi la torre sull'alfiere arriva donna, il re si deve spostare e adesso H6 chi mi supporta donna G7 o comunque mal che vada come abbiamo già detto questo pedone andrà a promozione. Se invece su questa mossa decidi di spostare il re semplicemente anziché sacrificare la torre, arriva lo scacco di donna, devi coprire per forza con la torre e arriva quest'altro colpo tattico, torre per E8, perdi la donna,
ma anziché perdere la donna arriva tadadadan, donna F6 e arriva il matto. Per forza. L'unico modo per coprirti allo scacco è mettere davanti la donna e perdi. Se su alfiere G6 l'ultima da considerare, no, abbiamo visto già il sacrificio di torre, abbiamo già visto tutto, abbiamo già visto, ok, tutte le varie possibilità di dove poter scappare il re, forse ci manca re G8 come possibilità, qui sarebbe arrivata subito torre E8 e perdi la donna subito. E andiamo a vedere le ultime due partite fantastiche. Qui Nepo è col bianco e ha un'ottima iniziativa sul re avversario, torre, robe varie. Qui il suo avversario, il nero, decide di sottovalutare l'attacco e gioca donna per B2. Questa mossa però gli porterà alla fine della partita. Riesci a vedere qual è la mossa del bianco che fa terminare la partita? Ti lascio qualche secondo. Molto difficile, qui verrebbe subito spontaneo fare pedone per F7, scacco di scoperta e la buttiamo in cacciara, ma il modo migliore, più preciso, non per buttarla in cacciara ma per chiudere la partita è sacrificio di torre in H8. Allora devi essere un po' matto per farti venire in mente in una partita blitz e robe di questo tipo. In partita venne giocato re G7 rifiutando il sacrificio, poiché se il nero avesse accettato questo sacrificio, con due semplici manovre di donna sarebbe stato scaccomato. Donna H4, il re si sposta, donna H7 ed è tutto tenuto, tutte le case sono tenute. Quindi non si può accettare ovviamente quel sacrificio e quindi torniamo indietro alla partita dove viene giocata re in G7. Ora attenzione che questa torre è minacciata, quindi torre H7. Il re deve ritornare nell'angolino, siamo all'incirca alla posizione di prima, ma questa volta pedone per F7 lasciando scoperta la torre. Ora non c'è più il supporto del pedone G6, quindi questa torre si può prendere e infatti il nero decide di prendere questa torre, però ora la coordinazione di questa donna, di un cavallo e di un ipotetico alfiere danno fine alla partita. Su alfiere D3 il nero abbandona. Vediamo perché era corretto abbandonare. Perché qui c'è il matto in pochissime mosse. Per esempio, su re H6 arriva subito donna G6 e la partita finisce. Se il re dovesse andare in G8, arriva donna H3, scacco, il re deve salire e dopo che il re è salito arriva donna in H7. Il re non ha vie di fuga poiché tutte queste caselle sono tutte controllate dai pezzi. Fantastico. E su... ok, penso di averle viste tutte, sì. Quindi alfiere di 3 metteva fine alla partita. Tutto è nato, signori, da torre H8, follia totale. E andiamo a vedere l'ultima partita. Qui Nepo sta giocando con il nero, come si capisce c'è una forte pressione e qui c'è anche un attacco a raggi X sulle case bianche da parte della donna. Ci sono quindi tanti elementi chiave. Il problema è trovare la mossa che poi dà la svolta a tutto. Quindi ti chiedo di provare a trovare la mossa che dà automaticamente scaccomatto in 8 mosse. Mossa al nero. Ok, se sei un essere umano come me, come tanti altri, avrei pensato magari di buttarla in cacciara con cavallo F7, stani il re e poi ci sono mosse di scoperta con l'alfiere e robe varie. Ma c'è una mossa molto più precisa che è alfiere in D4. E grazie a questa mossa la torre non controlla più il cavallo in D5. Quindi ora questa donna è pronta per attaccare e dare possibilità di matto. Torre per D4, sacrificio, forse era l'unica a questo punto, poiché su C per D4 semplicemente c'era donna con minacce di matto, quindi sacrificio di torre, ma prima di accettare questo sacrificio c'è qualcosa di più veloce. H2, scacco, attenzione che se il re viene qui gli arriva subito in faccia la torre e ci sono subito anche promozioni di pedone, quindi il re deve andare in H1. Attenzione, questa potrebbe essere la più scontata, ma la più geniale è cavallo per G3, sacrificio con scacco. F per G3, l'arrocco è stato completamente distrutto, torre in F1, ora il re si deve spostare e, signori miei, arriva la promozione con scacco matto.
combinazione fantastica che prende un sacco di temi, scoperte, attacchi di scoperta, interferenza, uno dei temi tattici più complessi da vedere dal punto di vista difensivo più che dal punto di vista dell'attaccante, e quindi queste mosse giocate realmente contro grandi maestri importanti nelle partite blitz ci fanno capire quanto dannatamente sono forti questi grandi maestri da 2700-2800 punti, che magari nelle partite a tempo lungo contro rivali della stessa forza non riusciamo a vedere sprigionare tutto questo potenziale di attacco che hanno. Nelle blitz, quando si commettono più errori e sviste, qui escono fuori insomma queste mosse geniali. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Io vi ricordo che se volete migliorare il vostro stile di gioco, soprattutto se siete under 1300, 1400, 1500, 1600, sulla nostra Accademia di Mattoscacco trovate un percorso preciso che vi porterà in pochi mesi ad aumentare il vostro punteggio elo. Io vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e ciao!